compagno di viaggio particolare, quindi io adesso ve lo presento, lui mi accompagnerà per tutte le puntate di questa edizione ed è lui, il maestro Alessandro Alessandro! Grazie, che bella presentazione, grazie! È come se ci conoscessimo da una vita. Allora, perché ci conosciamo da una vita? Perché qualcuno di voi che ha la mia età, perché insomma sì. Il maestro Alessandro se lo ricorda, io spero anche voi vi ricordiate del maestro Alessandro, perché faceva questa trasmissione spettacolare all'epoca. Aspetta, me la ricordo. Fammi la musica. Me la ricordo, aspetta. Ti prego, fammi la musichetta. Questa era la colonna sonora di questa trasmissione che era l'agenzia matrimoniale. Una cosa all'epoca, in quegli anni, veramente all'avanguardia. Perché era una trasmissione nuova che metteva insieme queste persone anche con difficoltà, perché all'epoca non c'erano i cellulari, i social, tutti questi modi. Non c'era neanche WhatsApp, quindi immagina. Non c'era assolutamente, esisteva solamente la lettera col francobollo, capito? E il telefono, quello fisso da casa. E le persone scrivevano a questa trasmissione per partecipare e tutti i giorni noi eravamo in compagnia del maestro Alessandro e di Marta Flavi. Questa non la sentivi perché andavi a letto presto. Bravissimo, però no, cercavamo di resistere perché ci piaceva tanto pure questa cosa del Maurizio Costanzo. Sono state 2 trasmissioni nell'ordine, prima il Maurizio Costanzo Show e poi anche l'Agenzia Matrimoniale, veramente di grande successo. Sì. Quando poi in realtà le televisioni che si vedevano nell'elettrodomestico erano poche. I canali erano pochissimi, adesso la scelta è tanta. Abbiamo fatto degli ascolti che anche adesso, che quando li fa Sanremo dicono che è un successo, non li facevamo. E voi li facevate all'epoca. Di personaggi famosi noi qui ne abbiamo tanti, maestro. Quindi questo è un bel giardino di bei fiori. Un bel giardino, no, ti prego, servita su un piatto d'argento. E questa non l'avevamo neanche preparata, ve lo dico subito. No, ma noi non prepariamo niente. No, infatti è tutta improvvisata, per cui questa cosa del giardino io adesso mi aggancio perché il pubblico di Mille Voci sa che noi abbiamo il piacere e l'onore di ospitare il Giardino dei Semplici. Vi lascio in compagnia di questi musicisti straordinari. Il Giardino dei Semplici con Portami Lontano. Se vorrai, ho bisogno di me, bisogno di noi. Non ci crederai, ma semplice sarà. Tu mi basterai, voglio vivere con te. Sai, tra le braccia mie io ti vorrei. Se mi stringerai d'amore tremerò, portami con te e sognerò. Portami lontano dove il cielo è una sottana di un deserto da vestire insieme a te. Angeli nel cuore, diavoli nell'ore, in un corpo da spogliare, dai, perché ci sarò per te, tu ci sarai. L'universo è dentro noi, io ci sarò, tu ci sarai, se vuoi. Se mi penserai, piangerai. Piccoli d'età di un tempo fa, le ciliegie e tu, con un uovo fresco in più, che mangiavi e giri devi
cielo e la sottana, un deserto da vestire insieme a te. Angeli nel cuore, diavoli nell'ore, in un corpo da spogliare, dai, perché ci sarò per te, ci sarai, l'universo è dentro noi, io ci sarò, ci sarai, se vuoi, io ci sarò, tu ci sarai, se vuoi. Continuiamo con questa puntata che, come vedete, è una puntata molto ricca e ho il piacere di avere qui le ospiti femminili di questa puntata, perché a un certo punto ci siamo rese conto che eravamo noi, insomma, no? Ma meglio poche ma buone, si dice sempre, e loro sono delle grandi amiche di Mille Voci, sono in versione un po' ridotta in questa occasione. Eccole là, guardale, si stanno preparando i Milk and Coffee. Ciao, ciao. Il Covid ci ha stretto. Purtroppo anche questa, anzi grazie a voi per essere qui, perché loro sono un esempio di persone che hanno veramente fatto di tutto per essere presenti, ma a volte non si possono superare certe difficoltà e quindi abbiamo questa versione ridotta dei Milk and Coffee, ma siamo contentissimi di avervi qui. Soprattutto abbiamo Morena, abbiamo Monica, Morena, poi Daphne, siamo tutti. Allarghiamo. Ci siamo. Parlavo di questo brano che si chiama All Together Siamo Liberi. Questo è stato scritto a giugno, quando ci avevano liberato. Quindi noi abbiamo fatto questo inno dove finalmente siamo liberi. Ora non vorremmo che ci ristringono, purtroppo a noi ci hanno ristretto in questo momento. La nostra ragazza sta a Cuba, non è riuscita a tornare, e viceversa l'altro. Quindi, però siamo qui per voi. Quindi abbiamo questo brano che è un Tana libera tutti. Sì, brava. Quindi Tana libera tutti con All Together e i Milk and Coffee. Siamo liberi di ricominciare a vivere, condividere quello che si è perso. Siamo liberi di sfiorarci con le mani e sorridere. Non si può non pensare a voi. Voi siete stati tutti grandi eroi contro un nemico che non c'è, invisibile per noi. All together we will overcome this time. All together we will fight for our lives. All together we will reach beyond the dark. All together, a new day, a new start. Siamo liberi di riprenderci la vita e rivivere, gridando al vento. Siamo liberi, ma il mondo è già cambiato, senza vincoli. Non si può non pensare a voi. Voi siete stati tutti grandi eroi Tra bianche nuvole nel blu, voi angeli lassù. Siamo un corpo e un'anima, All together, una
forza unica. All together, we will reach beyond the dark. All together, a new day, a new start. Fuori dall'oscurità, all together. Grazie a per voi. questo momento così emozionante. Grazie. Un saluto agli altri Milk Sì, li salutiamo che abbiamo così. visto Vabbè. sul video, quindi grazie. Non si può andare avanti così, perché poi mi fanno scuola, no? Il Turco si riempie di napoletani che cantano napoletano a 1000 voci, diciamolo. Però è anche molto selettivo, perché deve essere il napoletano cantato in un certo modo, pronunciato in un certo modo, deve essere il napoletano quello elegante, no? Questo. E noi abbiamo infatti dei cantanti proprio così. Abbiamo un cantante napoletano di un'eleganza spettacolare, che è il nostro Mario Maglione. Allora, Mario si accomoda qui, mentre Lorenzo, giusto? Lorenzo, Alessandro, mi dispiace, devi lasciare il posto a Lorenzo che accompagna al maestro. Io ho sempre cantato e continuo sempre a cantare il classico, la tradizione, continuo a portare avanti il nome del grande Roberto Murolo, ma amo determinati artisti napoletani. Uno di questo è Edoardo De Crescenzo. Claudio Mattone, un grande amico, molti anni fa, negli anni '80, ha scritto un disco, un LP bellissimo per Edoardo De Crescenzo, e uno di questi pezzi io lo canto stasera, chiaramente lo canto a modo mio, e si chiama Ma quanto tempo ce vo'. Ma quanto tempo ce vo'? Pochissimo. Ecco. Mario Maglione! Se va arrivando a Palù, ma quanto tempo ci vuole? Noi non vogliamo a nessuno, ma quanto tempo ci vuole? Ci stanno sempre sti nuvole e non ci fanno partire. A chi c'è manna sti nuvole, chi non si riesce a capire. A te passare sta paura, ma quanto tempo ci vuole? Stanno crescendo creature e creature, ma quanto tempo ci vuole? Ci stanno sempre sti nuvole e non ci fanno partire. A chi c'è in mano sti nuvole, chi non si riesce a capire. Tante mani che a fatica, tante parole non fanno mangiare, fanno soltanto rumore, ci fanno imbriagare. Tante mani stringiamo brore e fresca l'aria in te viga scura, ma quando ci va ancora va a parare chi stiamo, ma quanto tempo ci vuole?
ma venevo grana matura, matura, ma quanto tempo ci vuole? Ci stanno sempre sti nuvole e non si muovono a capo. A chi c'è in mano sti nuvole, qualche volta l'ha già incontrato. Ma quanto tempo ci vuole? Ma ci sarà che sti recchi, ma quanto tempo ci vuole? Se ci abbastasse la musica non mi stancasse cantare, ma non ci basta la musica, qualcuno sa lasciare. Qualcuno sa lasciare. Grazie Mario per aver creato questa bellissima atmosfera, grazie anche al nostro maestro Lorenzo. Grazie. Chi manca? Chi è che deve ancora cantare? Dai, dillo, secondo te a chi tocca? A te. Oh, vedi che te l'ho servita Quale un piatto miglior... Oh, vedi, allora tocca a me. Quale miglior finale? Finale, bravissimo. Allora, con cosa finiamo questa puntata? A proposito Diccelo. di videoclip, finiamo questa puntata con un brano di cui ho girato anche il videoclip. Non ti dico, è stata un'emozione. Questo videoclip dobbiamo ringraziare Gianni Turco che ne ha fatto la direzione e la produzione, poi Francesco De Luca, Gianluca Sbano che hanno fatto le riprese e il montaggio, poi abbiamo girato dentro gli studi della Caramella Blues, quindi ringraziamo Angelo Petruccetti e poi ringraziamo gli attori e anche l'Hotel Lido Garda dove abbiamo girato alcune scene, e poi ringraziamo gli attori che sono stati Roberta Lapadula, Marco Scialò, Armando Giacomozzi e io e i Lucky Shot che mi hanno accompagnato. Io ho cantato questa canzone diventando un po' rocchettara e il turco mi prende sempre in giro perché dice che sono passata dal cantare Un amore così grande, che è vero, che era uno dei miei cavalli di battaglia, a avere questa vena un po' rocchettara grazie a Roberta Faccani e a Giordano Tittarelli che hanno scritto questa canzone. Quindi dopo tutta questa spiegazione e premessa, questo adesso preludio, ti sorbisci questo guarda, mio sarà inedito. un piacere perché devo dire la verità, sei veramente brava. Grazie, ed è un piacere troppo ascoltarti e soprattutto vedere come interpreti. E quindi con adesso l'anima, io interpreto, quello mi che arriva, fai. bravissimi, vado a prendermi il microfono, Turco, con calma, Vado, grazie gioia mia. E quindi io vi canto Ma se mi dici. Sola in una stanza, pesa la distanza e della tua incoerenza non ne posso più. E tu m'hai fatto male, m'hai spaccato il cuore e alle tue parole ci credi solo tu.
non sai che farne delle mie domande, ma costa quel che costa la tua libertà. E vorrei gridare che non sei d'amore, e invece il tuo sapore no, non va più via. Ma se mi dici quanto mi piaci, sento solo voglia di sentirmi tua. Ma se mi dici quanto mi piaci, so che stupida sarei, 1000 volte morirei per averti una notte ancora. Ma se mi dici quanto mi piaci, so che ti perdonerei, anche se non cambierei. Il mio sentimento non si arrende mai. Grazie, grazie Gianni Drudi. Allora mi date, eccoci. Ah, ecco, vieni, facciamo una cosa direttamente, grazie. Ecco, prego. Ti ho portato la guarda nuova che cosa- compilation Allora, Ciringhito ci che è uscita siamo quest'estate, qui, dove eccomi c'è qua. la canzone che vi presento adesso, che si chiama La vedete? Mela, Vediamo Banana dove- e eccomi Caffè, qua. insieme Alain DJ e Maximo Music. Oh, guarda, ce ne sono tantissimi di brani su questo CD. Avremo il piacere di ascoltarti ascoltarle oggi e di ascoltarti nelle anche prossime nelle puntate. prossime puntate di Mille Voci. Quindi siamo veramente contenti di averti qui. Le tue canzoni sono sempre frizzanti e anche Grazie. questa volta sarà così. Il nostro Gianni Drudi che canta Mela, Banana, i Caffè. El Drudi, Alain DJ. Maximo Music. Mela, banana y café, el ritmo italiano que mueve los pies, moviendo cadera, 1, 2, 3. Mela, banana y café, mela, banana y café, el ritmo italiano que mueve los pies, moviendo cadera, 1, 2, 3. Vamos, mamita, hasta mañana yo quiero besarte todo, el ritmo del amor. Te amo, yo quiero tu sabor, voy a comerlo todo, la fruta y la pasión. Te amo. Guineo, manzana, chupando hasta mañana. Ritmo, meneo, muévelo candela. Guineo, manzana, chupando hasta mañana. Ritmo, meneo, muévelo candela. Mela, banana y café, el ritmo italiano que mueve los pies, moviendo cadera, 1, 2, 3. Mela, banana y café, mela, banana y café, el ritmo italiano que mueve los pies, moviendo cadera, 1, 2, 3. Vamos, mamita, hasta mañana yo quiero besarte todo, el ritmo del amor. Te amo, yo quiero tu sabor, voy a comerlo todo, la fruta y la pasión. Te amo. Chupa. Ay, 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 ay. Ay,
mela, banana y café, el ritmo italiano que mueve los pies, moviendo cadera, 1, 2, 3. Mela, mela, banana y café, mela, mela, banana y café, el ritmo italiano que mueve los pies, moviendo cadera, 1, 2, 3. ¡Vamos, mamita! Ma che ritmo! Abbiamo iniziato proprio in una maniera frizzante, grazie, alla grande! Un applausone al nostro Gianni Trudi, grazie! Bravo Gianni! Grazie Gianni! Lorenza Bettarelli! Ben trovata Lorenza anche in questa edizione 2020, siamo felicissimi che tu sia riuscita ad essere con noi. Io dico sempre Lorenza è una delle cantanti italiane che riescono a cantare di tutto, tutte le artiste che sei troppo qualunque buona. cosa, e le rendi tutte tue, personali, quindi riesci a interpretare veramente, è una grande interprete. Cosa ci regali come prima per scaldarci? Perché Grazie, poi... intanto voglio salutare tutti gli amici di Mille Voci, questo mi sembra il minimo perché so che ci seguono, quindi allora io che questa sera canto Domani è un altro giorno, una canzone che amo moltissimo, cantata a suo tempo da Ornella Vanoni e ho scoperto ieri proprio mentre sistemavo le cose per organizzarmi un po' per questa presentazione, ho scoperto che questa era una cover a suo tempo ecco, di una cantante statunitense che cantava country, quindi poi l'ha ripresa Ornella Vanoni esatto. e l'ha resa un grande successo. Quindi questo io grande l'ho ripresa a mia volta. Il successo di Mille Voci 2020. Noi ci auguriamo tutti che domani sia un giorno migliore, come diceva anche Rossella Vara. Domani è un altro giorno e speriamo si vedrà bene. E speriamo bene. Lorenza Bettarelli. Grazie Daphne. È uno di quei giorni che ti prende la malinconia e fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso fra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani è un altro giorno, si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire di ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultato non saprei. E non mi son servite a niente esperienze ed illusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo ho perso ancora, ma domani è un altro giorno, si vedrà. È uno di quei giorni che tu non hai conosciuto mai, beato te, sì beato te. Io di tutta un'esistenza spesa a dare, 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 non ho salvato niente, neanche te. Ma nonostante tutto io non rinuncio a credere che tu potrai
della stagione morta, per cui rimpianti adesso io non ne ho più. E come tanto tempo fa io ripeto, chi lo sa, domani è un altro giorno, si vedrà. Domani è un altro giorno, si vedrà. Splendida, splendida, sono rimasta incantata, e come me tutti qui in studio e sicuramente anche da casa, perché veramente ci hai conquistato. Grazie a Lorenza Bettarelli, grazie. Seguitemi di avvicinarmi al mio compagno di viaggio. Ma tu sei romantica? Perché guarda, mi hanno scritto, viste già le prime puntate che abbiamo fatto, mi hanno scritto, mi hanno detto: ma tu non facevi anche quella trasmissione? E io ti voglio ricordare, la prima trasmissione in assoluto che ho fatto, sì? correva l'anno 1983. Io comunque ero piccola, quindi sono giustificata. Ero nata, grazie del complimento. E la sigla era molto romantica. Senti come vediamo. Eccetera, eccetera. Ed era Fascination con Maurizio Costanzo e Peppino Di Capri. Beh, e c'ero anch'io, un esordio strepitoso. È vero, è vero. E poi hai avuto una grandissima carriera fino ad arrivare qui da noi a Mille Voci. Mi stai proprio servendo su un piatto d'argento, perché il nostro Alessandro mi aiuta con le presentazioni. Aiutati, sì. che Alessandro t'aiuta. E infatti lui mi aiuta perché adesso presentiamo un gruppo che ha cantato delle canzoni molto romantiche. Meravigliose. Anche loro sono stati un gruppo veramente fantastico negli anni 60, 70, 80, 90, 2000. Siamo nel 2020 e loro sono ancora qui, i Romance! Ciao, buonasera a tutti. Allora, non mi avvicino ma neanche tanto al nostro Daniele, che fa il portavoce di questo gruppo, parla per tutti. Che cosa ascoltiamo di questo progetto? Si stringeva a me. Si stringeva perché adesso con questo Covid non si può stringere più. È vero, anche, brava. Si stringeva a me, i Romance. Ed ero solo, sai, senza di te. Occhi negli occhi, quasi per gioco io ballai con lei. Lei si stringeva a me mentre sognavo di te, il corpo suo contro il corpo mio, ed ho capito che lei mi cercava, mi voleva, ad un tratto mi trovai a baciarla senza ragionare più, e intanto lei si stringeva a me ogni momento di più, i fianchi suoi, tra le braccia mie, e sognammo insieme. Si stringeva a me.
nei capelli suoi la sabbia ormai. Ombre di luna, sembravi proprio tu sul cuore mio. Lei si stringeva a me mentre sognavo di te, il nome tuo sulle labbra mie, scese il silenzio tra noi. Lei si accorse di non essere al suo posto insieme a me, disse scusa, non ci rivedremo più. E allora quella notte io mi vergognavo di me. Ti chiedo se puoi comprendermi. Si stringeva a me. Grazie. I Romance, che avremo modo con piacere di riospitare ancora in altre puntate di questa edizione di Mille Voci. Certamente, quindi saremo grazie presenti. mille per essere stati con noi. Potete accomodarvi Ciao. mentre io mi dirigo. Turco, seguimi. Maestro, Eccoci. indovina a chi tocca. Ma così, Ma. dinne una. Ma Ma magari a te. Ma guarda, Ma. no, incredibile, come se conoscessi la scaletta. Eccola guarda. qua. È vero, adesso tocca a me, quindi mi autopresento. Il brano che canterà? canto in questa puntata è un brano al quale sono molto legata, un bellissimo brano cantato da tantissime cantanti molto più brave e più famose di me. Mi sono cimentata nel cercare anch'io di dare il mio contributo. Umberto Bindi, Il nostro concerto. Ovunque sei, se ascolterai accanto a te, mi troverai. Vedrai lo sguardo che per me parlò e la mia mano che la tua cercò. Ovunque sei, se ascolterai accanto a te, mi rivedrai e troverai un po' di me in un concerto dedicato a te.
ascolterai. Accanto a te mi rivedrai e troverai un po' di me in un concerto dedicato a te. Ovunque sei, ovunque sei, dove sarai, mi troverai vicino a te. Grazie a Brava, tutti. brava. Grazie. Mi sposto un momentino e adesso siamo arrivati quasi alla fine di questa puntatona, un'altra delle puntatone di Mille Voci, e abbiamo un ospite importante d'eccezione perché lei è stata padrona di casa di Mille Voci per tantissimi anni, quindi la nostra cantante, autrice, presentatrice Stefania Cento. Buonasera Daphne, buonasera a tutti. Bentrovata Stefania. Guarda che ti faccio un dono. Allora, Hai visto? dove siamo? A favore di camera, eccoci qua. Abbiamo un bellissimo disco di Stefania che si intitola Io sono l'altra. Io sto vedendo sul retro, ci sono delle cose carinissime, anche dei mix per ballare, immagino, Certo, perché ci certo. sono tutte delle spiegazioni dei balli che accompagnano. Sono dei brani praticamente che sono in questo momento con questo Covid che ci sta tartassando, ovviamente si possono ovviamente ascoltare. Sono Certo. dei brani famosi con dentro degli inediti, appunto scritti dal mio autore che è qui presente, che è Gianni Drudi, e la canzone che vi farò ascoltare, un applauso a Un Gianni. applauso a Gianni che è anche autore di alcune di queste canzoni. No, quasi di Stefania, tutte, quasi tutte. E il brano che vi farò ascoltare, molto divertente, si chiama Anima Latina, ci sono 3 autori importanti dentro. Uno è Gianni, insieme a Massimo Tagliata e Andrea De Sì, che sono gli autori storici dei brani di Biagio Antonacci. Questo è un brano scritto appunto con questa triade autorale molto importante. È divertente, Bene, È divertente. quindi il nostro regalo, il regalo di Stefania Cento. Posso fare una a cosa, Mille Voci? Daphne? Certo. Ciao Gianni Turco, come stai? Come stai Gianni? Grazie, bene, sempre meglio, sempre in forma. Vai, Sempre vai. in forma. Hai ben... Non ti deluderò. Ma mai l'hai fatto, piacere di essere qua con voi. Bene, allora la nostra Stefania Cento con Anime Latine. Vai, Anima Latina. Anima Latina. Ci divertiamo un po'? Vai ragazzi. Baciami adesso che il tempo se ne va, baciami adesso che siamo solo musica, dammi le note
non ne vogliamo, no Daphne? Cantante, ballerina. No, ballerina. Abbiamo visto anche un bel video. È carino, complimenti. Lo sai che c'erano 45 gradi quando abbiamo fatto questo? Sembrava infatti che fosse... allucinante. E lui faceva il regista. Ah, a proposito, ecco, Turco, anche. c'è un antagonista che si chiama Gianni Drudi che ti sta rubando il mestiere. Perché fa anche il regista lui. di questo videoclip. Complimenti, bellissimo. Grazie Stefania. E siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma abbiamo l'ultimo ospite speciale. Anche lui è stato conduttore di Mille Voci. Abbiamo condotto insieme Mille Voci Romane e abbiamo qui proprio l'omaggio alla canzone romana Salta che ce la fai, Riccardo Antonelli. Salve, ciao Daphne. Il nostro Riccardo Antonelli è un ospite di Mille Voci da tantissimo tempo, come ho anche detto hai anche condotto delle edizioni di Mille Voci, insieme sì. Abbiamo fatto Mille Voci Romane, lui canta, lo conoscete perché è ospite anche in tante altre trasmissioni, fa gli spettacoli, è l'erede di Claudio Villa, che devo dire di più? Ormai niente. Canti Canto. E fai un omaggio grande alla nostra Roma. A Roma, certamente, con dei classici, Vabbè, non vi dico i titoli perché tanto sono canzoni che conosciutissime. Cantiamo insieme a Riccardo Antonelli le canzoni romane. Grazie. A pace denunziata, ravola inzuccherata, fate vedere lassù, Suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Lasciatela passare, la bella romanina, che tu ti fai cantare, incanto che cammina, ti fa provare la scossa, con gli occhi d'assassina, la bella romanina, lasciatela passare. Io vado regisco e sogno, cantano adagio, adagio, l'odore dei fiori che canto mio se sverde tra le fronde. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a
tutte le stelle più brillarelle che c'hai, e un friccico di luna tutta per noi. Fai senti che quasi primavera, manna li meglio grilli per fa cri cri. Resta mere ponentino, più malandrino che c'hai, Roma non farà stupida stasera. Bravo Riccardo! Grazie per questo momento e grazie al nostro regista Gianni Turco, che mentre cantavi ha mandato delle immagini splendide della nostra città di Roma dietro di te, quindi è stato proprio un momento veramente emozionante. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi io ringrazio Domenico Bartolomeo, Lorenzo Bettarelli, Riccardo Antonelli, Stefania Cento, Massimo Bussoli, Romans, Luca Solsignorini, Cativa, Na e Gianni Drudi. Un ringraziamento e un saluto al mio compagno di viaggio Alessandro. Ci vediamo alla prossima puntata, restate con noi, ci alziamo tutti in piedi per la sigla. Suonano potenti come 1000 baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci vedrai. 1000 voci, mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. Suonano potenti come 1000 baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. 1000 voci, mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. Alla prossima puntata, grazie, ciao!